compagnia di Gianluigi Gigli, iniziamo subito a conoscerlo meglio attraverso questa intervista. Quali sono i 3 temi più importanti su cui intende impegnarsi? Li devo dire così proprio secchi: famiglia, solidarietà, bioetica. Se poi posso anche declinarli: famiglia perché penso che sia la struttura fondamentale della società e contemporaneamente quella più a rischio, per motivi che forse poi possiamo meglio spiegare, quella che più ha bisogno di aiuto in questo momento. Solidarietà perché vedo nel Paese, sulla spinta anche di alcune forze politiche, una crescita imponente di una concezione individualistica che non ci fa onore e che rischia di scontrarsi in futuro con le esigenze pratiche che una società composta da persone sempre più fragili, in particolare penso ai disabili, penso agli anziani, penso alle persone con malattie croniche, dovrà fronteggiare questa società. Quindi abbiamo bisogno di solidarietà. Infine la bioetica, perché come lei sa ci sono certamente dei temi molto caldi, non solo in Italia, che stanno attraversando l'Europa e che richiedono certamente una presenza attenta e responsabile nel futuro Parlamento. Ce l'ha già un po' anticipata la prossima risposta, riguarda il matrimonio. Lei intende difendere la famiglia naturale, quindi quella composta da uomo e donna, fondata sul matrimonio, come indica anche la Costituzione? Certamente sì, questa era una domanda che era nel mio caso assolutamente pleonastica. Io le riporto comunque le parole del Presidente Monti, al di là delle mie. Il Presidente Monti ha detto che la sua opinione è che esista la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna ed è convinto che i figli abbiano bisogno di una madre e di un padre. Io credo che, come lei ha ricordato, questo sia stato sancito in maniera autorevole e assolutamente al di sopra delle parti nella carta fondante della nostra Repubblica, cioè nella Carta Costituzionale, gli articoli 29 e seguenti, e ritengo pertanto che vadano assolutamente impedite delle diciamo così, scorciatoie che vorrebbero aggirare il dettato costituzionale per dare dignità di famiglia ad altri tipi di unioni che famiglia non sono. Un altro tema particolarmente importante è quello legato alla fine della vita. Su quali criteri fondare una nuova legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Ma lei sa quanto io mi sono battuto su questi temi, sia per il mio ruolo all'epoca di presidente della Federazione Internazionale dei Medici Cattolici, per il mio ruolo in Scienza e Vita e poi per essermi trovato ad Udine in una situazione molto particolare, quale fu quella della vicenda legata alla fine qui ad Udine di Eluana Englaro. Devo dire però con franchezza che io avrei preferito che la legislazione non si occupasse di questi temi, prima che appunto ci furono le sentenze creative da parte della Corte Costituzionale e poi della Corte di Appello di Milano. Fu proprio per quella vicenda che il Parlamento dovette impegnarsi in qualche modo a trovare una soluzione che non fosse più legata alle pressioni del momento o agli interventi estemporanei di qualche giudice, ma rientrasse in un quadro che fosse in qualche maniera congruo col nostro ordinamento giuridico generale. Detto questo, per quanto mi riguarda, io vedo un enorme punto interrogativo di fronte a noi. E il punto interrogativo è che sia il PD, il Partito Democratico, con le sue elezioni primarie, che il PDL, dove ha prevalso la componente socialista all'interno del partito, hanno fatto, diciamo, strame, hanno segato, mi scusi l'espressione, per così dire, tutta una serie di personaggi che su questi temi si erano impegnati nella precedente legislatura. Allora il primo problema, prima di rispondere alla sua domanda, è vedere come sarà composto il Parlamento nuovo, cioè se ci sarà una pattuglia larga di persone che sono disposte a spendersi per un tema così importante come questo e che, ripeto, sarà ancora più importante man mano che la società invecchierà, man mano che le malattie croniche avanzeranno, affinché la disidratazione e la sospensione del nutrimento non diventino la soluzione ai problemi dell'invecchiamento della popolazione.
Da che cosa ripartire? Io credo che noi possiamo ripartire dalla ricerca di un minimo comune denominatore che vada al di là ovviamente delle opinioni personali, che sia fondato innanzitutto sull'evidenza del diritto naturale e che poi abbia anche un aggancio preciso a una certa concezione della persona umana, alla quale riconoscere un primato assoluto. Questa persona umana non può essere però diciamo, vista solo come un individuo e quindi come un soggetto a cui riconoscere ad ogni costo un'autodeterminazione assoluta. Noi siamo certamente individui, ma siamo anche comunità. Noi siamo comunità e questo la nostra Carta Costituzionale lo riconosce altrettanto bene, riconoscendo appunto il valore sociale della vita e della salute dei cittadini. E allora, ecco, l'obiettivo deve essere quello di ripartire da un giudizio sul valore della vita e della salute in qualunque condizione di fragilità e di disabilità si trovano. E in questo senso il diritto all'autodeterminazione, che pure esiste, andrà contemperato appunto con il valore che la persona, ripeto, in qualunque condizione di disabilità o di età, ha per la società, come essere sociale appunto. Continuiamo a parlare di temi sociali, la denatalità, quale approccio per questo problema, e lei è favorevole alla proposta del forum delle associazioni familiari di destinare alla famiglia almeno l'1% del PIL? Guardi, io sono assolutamente d'accordo col lavoro enorme, eccezionale che il forum ha fatto in questi anni. Per quanto mi riguarda ho già sottoscritto appunto la loro carta e le dico di più che all'interno della compagine che fa riferimento al Presidente Monti abbiamo proprio in questi giorni, e dovrebbe essere diciamo, presentato tra breve, preparato un documento che accoglie per così dire la sostanza di tutto quello che il forum ha detto, lo mette insieme ad altre esigenze che hanno a che fare con l'economia e quant'altro. In questa compagine vorrei sottolineare che ha redatto questo documento, oltre al sottoscritto, c'è il presidente delle Agli Olivero, ma ci sono anche diciamo, gente che fa riferimento non al mondo cattolico, ma fa riferimento per esempio a Italia Futura. Ecco, abbiamo trovato un documento, ripeto, condiviso, che entrerà nell'agenda Monti nei prossimi giorni e che, ripeto, recepisce gran parte delle proposte del forum. Un'altra domanda sui suoi temi forti: quale assetto del sistema sanitario e anche del sistema di protezione sociale? Ma guardi, io credo che qui ci sono diverse cose da fare, adesso il tempo è breve per dirle tutte. Penso che una prima cosa da auspicare è un passo indietro della politica rispetto al sistema sanitario, perché la politica dovunque ha preteso poi di controllare la gestione o peggio ancora di esercitare la gestione, ha finito per creare corruzione e malaffare, in alcune zone di più, in altre come questa forse di meno, ma certamente la politica deve fare un passo indietro, se vogliamo anche ridurre i costi della sanità e quindi renderla più compatibile con quello che è appunto anche la popolazione che si va delineando all'orizzonte, ripeto, in particolare il problema delle malattie croniche e dell'invecchiamento. In questo senso è necessario ridisegnare anche completamente un sistema di welfare. Perché? Perché non possiamo più pensare di dare tutto a tutti. Dobbiamo mettere in piedi un sistema che sia in grado di rivolgersi soprattutto ai più deboli, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione e che crei al tempo stesso responsabilità nell'uso delle risorse. Questo credo sia fondamentale se vogliamo assicurare la tenuta del sistema, altrimenti noi avremo, come purtroppo esisteva negli Stati Uniti, quando io ero all'epoca giovane specializzando e che faceva ricerca in America, noi avevamo un sistema dove c'erano gli ospedali per i poveri, che erano gli ospedali pubblici, e poi avevamo una sanità per chi se la voleva pagare. Noi vogliamo mantenere un principio universalistico nell'approccio ai problemi della salute, un principio di socialità nell'approccio ai problemi di salute, all'interno del quale trovi spazio sempre di più il volontariato e la sussidiarietà, cioè la costruzione dal basso, diciamo, in qualche modo del sistema,
ma al tempo stesso, ripeto, non possiamo più pensare di essere il paese di Bengodi che ne dica Berlusconi, che regala tutto a tutti senza avere i soldi per riuscirci. Ma quando parla di un passo indietro della politica, parla di privatizzazione? Assolutamente no. Le faccio un solo esempio che è stato già realizzato dal governo Monti. Nella precedente gestione, nell'attuale gestione ancora in corso, il ministro Balduzzi ha portato una piccolissima riforma nel sistema, di cui nessuno si è ancora accorto, ma che produrrà i suoi effetti positivi nell'arco verosimilmente di un decennio e forse anche oltre. Fino a poco tempo fa, per esempio, i primari delle strutture operative complesse all'interno del sistema sanitario nazionale venivano nominati dai direttori generali, a loro volta rispondenti alla politica, come sappiamo, prendendoli da una lista di idonei dove, se uno non era particolarmente fesso, comunque c'entrava in qualche modo come idoneo, il che voleva dire un potere discrezionale enorme e quindi la possibilità che in qualche modo la classe dirigente del sistema sanitario nazionale, più che non sui suoi meriti, sulla sua professionalità, sulla capacità di un giudizio autonomo e indipendente, finisse per essere in qualche maniera soggetta al controllo del padrone, quindi si generasse in qualche maniera un atteggiamento di accondiscendenza, di acquiescenza alle richieste poi della politica. Il ministro Balduzzi ha fatto una piccola rivoluzione in questo senso. D'ora in avanti i direttori generali non avranno più potere discrezionale. Le commissioni dentro le quali non ci sarà più l'azienda sanitaria dovranno scegliere semplicemente 3 candidati mettendoli in ordine di merito, 1, 2 e 3. L'unico spazio che rimarrà al direttore generale sarà quello di dire non voglio l'1 ma voglio piuttosto il 2 o il 3, ma dovrà motivarlo analiticamente, il che riduce drasticamente lo spazio di manovra per la politica. In studio è venuto a trovarci Gianluigi Gilli, capolista alla Camera di Scelta Civica. Assieme a lui stiamo conoscendo quali sono i punti principali del suo programma. Parliamo adesso di montagna. La montagna muore in Friuli, in Italia. Quali sono le politiche che secondo lei vanno applicate? Ma guardi, io conosco bene la montagna friulana, conosco bene la Carnia e la Valcanale, ho il cuore infranto nel vedere quello che sta accadendo, le dico francamente. Intanto vorrei dire che noi abbiamo mostrato un segno di attenzione profondo per questa cosa, mettendo in lista come terzo dei candidati della nostra lista alla Camera la dottoressa Cristiana Galizia, che vive e lavora a Tolmezzo, dove è estremamente attiva nel sociale e nel mondo cattolico in particolare, e posso dare anche questo annuncio in diretta: oggi la dottoressa Galizia sarà a Trento a rappresentare noi del Friuli, la montagna friulana, nella convention appunto sulla politica per la montagna organizzata da Lorenzo Dell'Aia a Trento con il presidente Monti, quindi interverrà anche la dottoressa Galizia in questa sede. Io, se la posso dire in 2 parole, credo che l'avvenire della nostra montagna stia in due punti, diciamo. La montagna ha le sue difficoltà, non c'è niente da fare, perché l'orografia è quella che è. Ma la montagna credo che possa riprendersi attorno a 2 cose. Una, la nostra montagna è molto bella, forse più bella dal punto di vista paesaggistico anche di diciamo, situazioni molto vicine, pensiamo alla Carinzia, no? Eppure che cos'è che fa la differenza? La differenza la fa la capacità di aver sviluppato il turismo. Questo è quello che fa la differenza della montagna. E la seconda cosa è che certamente bisogna mettere la gente della montagna in condizioni di vivere bene, di creare economia diffusa magari, e quindi il problema della banda larga è un problema reale per la montagna, perché questo permette la creazione di sistemi, diciamo, di lavoro che possono lavorare attraverso la rete, in internet. E poi ancora credo che alla gente della montagna vadano dati servizi con dignità. Oggi lo dico perché io lavoro in qualche modo anche, sono stato a suo tempo mandato fuori da Udine e come lei sa il mio reparto a Gemona, certamente l'azienda Alto Friuli
soffre in qualche maniera. Le cito un solo esempio: non esiste in tutta la fascia che va dalla collina in su una sola risonanza magnetica pubblica. Allora questo vuol dire che in qualche maniera la gente della montagna è penalizzata sulla sua salute. Allora, ridare delle condizioni di accessibilità, di fruibilità a questo sistema significa considerarli cittadini alla pari di tutti quanti gli altri. Però, ripeto, il volano economico dovrà essere il turismo. La specialità del Friuli Venezia Giulia, secondo lei, va difesa e se sì, con quali contenuti? Va difesa sicuramente sì, e dico subito qui, non per polemica, ma che io sono estremamente contrario invece all'ipotesi della cosiddetta macro regione avanzata dalla Lega, sulla quale adesso peraltro ho letto proprio stamattina sui giornali, stanno facendo qualche passo indietro perché si sono resi conto che probabilmente è un autogol. La macro regione significa diluire l'autonomia friulana di fatto in un vasto contenitore dentro il quale perde di sapore e di specificità. Eppure noi abbiamo bisogno di mantenere l'autonomia e abbiamo bisogno su una nuova base. La nuova base qual è? È certamente quella del rapporto transfrontaliero, rapporto di scambio, di contaminazione con le regioni vicine, sul quale noi possiamo dare un contributo fondamentale a questo Paese, essere la porta del Paese verso la Mitteleuropa, come ha detto ieri Monti a Pordenone. È su questo che noi dobbiamo lavorare e io sono convinto che l'autonomia vada mantenuta e potenziata, e naturalmente nel momento in cui avremo rimesso a posto le finanze dello Stato che Berlusconi ha disastrato e che hanno penalizzato anche col famigerato accordo tra Tondo e Tremonti, penalizzato pesantemente l'economia di questa regione, credo che bisognerà riavere anche dell'ossigeno in senso finanziario perché questa autonomia possa meglio esercitarsi. Per quanto riguarda invece le lingue e le culture del Friuli Venezia Giulia, possono essere considerate una risorsa? Le rispondo immediatamente di sì, e lo faccio a partire da un'esperienza vissuta. Io ho lavorato per quasi 3 anni nel Canada francofono, in Quebec, dove è nato anche uno dei miei figli e dove peraltro ci sono un numero enorme di friulani e di discendenti di friulani emigrati, tra cui il padrino di mio figlio, la cui famiglia è di Collalto di Tarcento. Va sicuramente difesa, va difesa la cultura e va difesa la lingua, ovviamente, abbiamo storia, tradizioni, ma voglio dire subito una cosa: la prima premessa per il mantenimento della lingua, ritorniamo al discorso precedente, è quello della popolazione. Non c'è lingua senza una popolazione. E qui il Friuli, con la denatalità, sta andando verso il suicidio biologico. Non c'è tutela che tenga le minoranze se alla fine una popolazione decide di suicidarsi da sé, ripeto, nel corso delle generazioni, con un tasso di fertilità come quello che c'è attualmente qui, che è attorno allo 0,7, significa praticamente la scomparsa di una identità etnica nel giro di qualche generazione. Allora, tutelare bene, farlo nel contesto dell'Europa bene, però capire che o rimettiamo in piedi la famiglia e la natalità ovviamente, oppure non c'è tutela che tenga. Per quanto riguarda i giovani, che cosa si può fare per favorire la loro occupazione? Ma diciamo che qui è un punto dolente in generale, come in generale è dolente l'occupazione, perché è chiaro che con una situazione come quella attuale o riusciamo a rimettere in moto generalmente l'economia, oppure è difficile pensare che ci sia qualcosa che faccia più spazio ai giovani. Alcune possibilità ci sono sicuramente di incentivazione, la proposta di Monti per esempio di favorire, diciamo, una riduzione del costo per il lavoratore che assume il giovane va certamente in questo senso. Anche alcune proposte, sulle quali adesso sarebbe lungo discutere, che sono state sintetizzate nello slogan Flex Security, cioè sicurezza nella flessibilità dell'impiego, possono favorire il movimento e l'impiego dei giovani.
così come l'incentivazione del passaggio dalla condizione di lavoratore precario a quella di lavoratore a tempo più lungo. Certamente però io credo che la prima sfida per i giovani, se vogliamo di nuovo fare progressi verso il futuro, deve essere quella del potenziamento del sistema scolastico e universitario, cioè della qualificazione che consenta comunque di imporsi sul mercato, dovunque poi uno decida di andare. Noi dobbiamo sfornare una classe di giovani che sono capaci di diventare imprenditori, ricercatori, creatori, perché questo è quello che fa la differenza. Noi non siamo in grado di fatto di offrire manodopera a buon mercato, e per fortuna abbiamo dei sistemi di sicurezza sociale e di tutela ambientale che non ci consentono di fare quello che fa la Cina. Quindi non è il sogno quello di una produzione industriale a costi più bassi rispetto ad altri. Noi dobbiamo puntare su, ripeto, turismo, che per noi è un'autentica miniera per l'Italia, su innovazione, su tecnologie, sulla formazione della gente che gli permetta di fare la differenza in termini di qualità. È favorevole a dare la cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia? Quindi... Certamente sì, l'ho detto e l'ho già scritto proprio anche recentemente in occasione di quella bella cerimonia alla quale ho personalmente partecipato, che c'è stata in Duomo sulla giornata degli immigrati, la comunità cattolica degli immigrati, con il nostro arcivescovo Monsignor Mazzocato. Sono assolutamente favorevole, e anche qui riparto dalla mia esperienza personale. Le ho detto prima che mio figlio, uno dei miei figli, uno dei miei 5 figli, tra parentesi al momento emigrato in Australia, perché questa è l'ottica, ormai siamo alla globalizzazione, questo dobbiamo capirlo, emigrato in Australia, già laureato e quant'altro. Bene, mio figlio Francesco, appunto, è nato in Canada, come dicevo prima, e ha acquisito immediatamente la cittadinanza e i benefici ad essa legati, e ha potuto lavorare 2 anni fa senza alcun problema per 1 anno in Canada. Conosce 4 lingue, ma il primo dono gliel'ha fatto il governo canadese nel momento in cui, sulla base di quello che viene definito lo ius soli, contrapposto allo ius sanguinis, cioè si diventa cittadini non solo perché siamo figli di cittadini, ma anche perché siamo nati e cresciuti in quel paese. Ecco, mio figlio ha avuto effettivamente un'opportunità. E allora noi abbiamo oggi una immigrazione che sta donando tanto a questo paese, in termini di forza lavoro per lavori che ormai molti italiani hanno purtroppo anche rifiutato, che sta donando tanto anche in termini sociali. Pensiamo semplicemente all'esperienza delle badanti, senza le quali i nostri anziani, i nostri disabili vivrebbero certamente giornate più grame. Bene, per una più piena integrazione di queste persone nel nostro sistema sociale, nel nostro sistema di valori, nella nostra capacità di rispettare le leggi, ecco, in tutto questo noi dobbiamo dare loro sicuramente questo riconoscimento, innanzitutto ai figli nati qui, figli andati a scuola qui, che non possono diventare cittadini di seconda categoria. E io andrei oltre, io credo che bisogna trovare una forma per la quale col tempo chi è stabilizzato, chi ha imparato la lingua, chi rispetta le leggi, debba diventare, anche se è arrivato, nato da un altro paese, debba diventare sicuramente cittadino. Chiudiamo con un flash sui costi della politica. Che cosa manca da fare? Tutto. I costi della politica non sono solo i costi del personale politico, diciamo così, no? Dove già ci sarebbe tanto da dire. Noi abbiamo un eccesso di parlamentari, abbiamo una serie di province inutili, sulle quali molti hanno fatto resistenza per eliminarle, e dico subito che Monti si è impegnato nel primo governo che ci sarà, se ovviamente sarà Presidente del Consiglio, dopo le elezioni, a dimezzare il numero dei parlamentari. Questa è una prima notizia, se vuole. Ma al di là di questi costi della politica, che pure non sono irrilevanti, i cosiddetti gettoni per il funzionamento della politica, che abbiamo visto che fine hanno fatto, da Batman nel Lazio a tutta l'arco, diciamo, di presenza della Lombardia, da sinistra a destra, che sono andate avanti dalla Nutella alle serate in discoteca, dalla settimana bianca alla cena con gli amici, insomma, al matrimonio della figlia è stato pagato con questa. Ora, questa roba deve finire, non è più pensabile che ci sia un sistema che vada avanti con questo tipo di
di andazzo. Questo va tolto. Ma al di là di questo, il problema fondamentale dei costi della politica, che pure sono già così rilevanti, è un altro. Il problema fondamentale dei costi della politica è quello che dicevo prima, cioè la politica deve fare un passo indietro dalla gestione della cosa pubblica, perché è lì che risiede il costo maggiore della politica, è il costo della corruzione, è il costo delle opere pubbliche che costano di più, è il costo degli appalti, è il costo del malaffare in qualche maniera, è il costo delle banche, è scena di tutti questi giorni, non riguarda solo il Monte dei Paschi o il Partito Democratico, per tornare alla Lega ha messo le mani su tutta una serie di banche, per esempio proprio nel nord-est. Allora io credo che o costringiamo appunto la politica a fare un passo indietro da tutto questo, oppure non se ne esce da questo paese, perché è una fetta rilevantissima del PIL che viene bruciata insieme all'altra fetta che è appannaggio della criminalità, e insieme all'altra fetta ancora che è appannaggio dell'evasione fiscale, e qui ci sarebbe da dire sui condoni tombali di berlusconiana memoria, eccetera. Ma io vorrei aggiungere una cosa, e con questo termino: i costi della politica significano anche scegliere una classe politica che non fa il politico di professione. Io sono sicuro, nel momento in cui terminerò questa avventura, di poter tornare a fare il mio mestiere, del quale ho sempre vissuto. Non ho mai avuto bisogno dei soldi della politica per campare. Io ho campato facendo il medico, facendo il professore universitario, e questo tornerò a fare nel momento in cui avrò cessato un servizio, non un'occupazione di potere. Se la politica non smette di essere questo e diventa una carriera, o peggio ancora un mestiere, allora non lo lasciamo.